il tipo che mi ha schiantato addosso 15 quintali di macchina, è preso e se n'è andato via a gambe all'aria, credendomi morta, perché io ero riversa su un fianco. È una testimonianza drammatica quella di Agnese Favaretto, che dal letto del reparto di chirurgia dell'ospedale di San Donà di Piave, dove è ricoverata, lancia anche un appello accorato rivolto a chiunque possa aiutare le forze dell'ordine a rintracciare il pirata della strada che l'ha travolta alle 8.05 di sabato mattina 14 giugno in via delle Industrie a Fossalta di Piave. Agnese vive a Tiene con il compagno, ma quel giorno era tornata a Fossalta per trovare la famiglia. Io stavo andando verso casa dei miei, stavo facendo la rotonda, che era a 600 metri dai miei, e di lì non ricordo nulla. Vale a dire che ho un buco nero. Io so che cosa è successo da quello che ho saputo poi. Vale a dire che una Mercedes bianca, una classe B, si è schiantata sul mio fianco della mia 147 seconda serie a folle velocità, più di 100 all'ora. E io sono stata sbalzata poi su un palo che ha concluso la corsa e la carambola della mia macchina. Quella macchina, andata distrutta, era stata vinta da Agnesi una ventina d'anni fa, quando era diventata campionessa italiana di guida sicura all'autodromo di Varano de Melegari in provincia di Parma. Le forze dell'ordine stanno lavorando per individuare il soggetto responsabile dell'incidente e alle forze dell'ordine appunto va tutta la nostra fiducia, il nostro sostegno e un ringraziamento va anche ai numerosi cittadini che si sono attivati per dare una mano nella ricostruzione dell'incidente e nell'individuazione del responsabile. Ogni piccola informazione, ha scritto Agnese su Facebook, qualsiasi dettaglio, anche se può sembrare insignificante, può essere decisivo per dare un nome e una responsabilità a chi mi ha quasi tolto la vita per poi scappare vigliaccamente. Sopravvivo alla giornata. Che feriti ha riportato? Allora, 5 costole rotte e ora ho attualmente un drenaggio pneumotoracico da domenica pomeriggio. Non dovrei essere qui a scrivere, ha postato Agnese, eppure una catena di eventi, una serie di tasselli quasi impossibili si è allineata per salvarmi e perché non vi fossero ulteriori vittime. Ora la priorità è trovare il responsabile.